Furti a raffica, una mitragliata di colpi che aveva seminato il panico in tutto il Veneto. L'ultimo annuale dove una casa era stata svuotata di gioielli, pietre preziose, orologi, computer e iPhone. La refurtiva poi veniva portata nel covo padovano di Campo San Piero, dove i carabinieri hanno atteso l'arrivo della gang e l'hanno arrestata. In manette 4 albanesi. È una banda itinerante che ha come scopo chiaramente i furti in appartamento. Nella serata precedente aveva già effettuato almeno un paio di colpi nel veneziano e si accingeva a riportare il provento di tutte le razzie in un'abitazione di Campo San Piero che noi attenzionavamo appunto perché alcune indicazioni le indicavano come tale. I banditi sono stati arrestati appena tornati da Noale. Il bottino era ancora nell'auto rubata nel Trevigiano 10 giorni fa. In effetti i predoni si muovevano in tutto il nord-est e colpivano soprattutto all'imbrunire. I guanti per non lasciare tracce, i volti scoperti, si muovevano come ombre silenziosi e attaccavano gli appartamenti senza che gli abitanti se ne accorgessero. Le loro erano incursioni veloci. 2, 3 case a notte, poi fuggivano, sparivano nel nulla. Adesso gli investigatori dovranno ricostruire i movimenti della banda, risalire ai derubati anche per riconsegnare la refurtiva per decine di migliaia di euro. Collane, braccialetti, anelli, gioielli, occhiali di marca, orologi griffati, computer e diverse chiavi che potrebbero appartenere ad altre auto rubate. Abbiamo ritrovato tanta refurtiva, di cui una parte stiamo ancora ricercando i proprietari, ma di sicuro provento di furto in varie abitazioni della zona. Adesso le indagini continuano per risalire ai membri della banda. Potrebbero esserci altri predoni che sono sfuggiti alla cattura. Certo è che in Veneto le raffiche di furti sono all'ordine del giorno, sollevando un vero e proprio allarme sociale. Nel Miranese i sindaci hanno lanciato un appello al prefetto di Venezia, mentre a Martellago addirittura sono partite le ronde private. La prima regola, però, assicurano i carabinieri, è la prevenzione. Prestare particolarmente attenzione negli orari tra le 18 e le 21, dove con l'imbrunire queste bande itineranti colpiscono in maniera estremamente rapida, quindi attivare quelle piccole protezioni che ognuno ha in casa, chiudere le tapparelle, gli allarmi, illuminare la zona per quantomeno rendere difficoltoso questa attività predatoria da parte di queste bande.